Pronto? Pronto? Lui Ettore? Uè, Nancy, Oui, caro. siamo in onda, Buonasera. siamo in onda in diretta. Buonasera. Eh, Mi hai preso alla sprovvista perché ecco. stavo in sala programmando alcune cose per il nuovo disco. Senti, no, ti voglio dire dove siamo però. Allora, Dove siamo? aspetta, canale 885, che è il canale di Sì? RTC Targato Napoli, e poi 875, cioè TV Campane 2. Ah, bene. Quindi Allora, praticamente quindi... la tua voce dal mio telefonino è in tutta la Campania, ecco, questo è... Ah, benissimo, Quindi benissimo. stiamoci accorti, Nancy. No, adesso facciamo due chiacchiere, però io devo dire una cosa di Nancy subito. Dimmi Perché tutto. Nancy, per esempio, io ho il suo numero personale, lei su WhatsApp, quando ti manda un messaggio, non esce Nancy, esce Nunziatina. E io ti amo per questo. Ma spiegami sto fatto Nunziatina, perché mamma quando eri No, piccola... vabbè, per scherzarsi un po' su, capito? Con le mie amiche e i miei amici, quando li contatto esce comunque Nunziatina e poi se ci vede caso c'è anche la faccina con la risatina, diciamo. Infatti, Giusto per modo simpatico. no, ma la prima volta che mi arrivavano i messaggi e io leggevo Nunziatina, Nunziatina, e chi è Nunziatina? Ma chi è che... E chi è sta Nunziatina? E poi vai a scoprire che praticamente è Nancy. Allora, senti cara, vieni da un'estate bella intensa, Sì, grazie a Pensiere Core, credo soprattutto, sì, sì, sì. dove c'è una parola chiave bellissima che è quella, come no gigante di Il cioccolata. gigante cioccolato, sì. Mamma, chi l'ha scritta quella canzone? Questa l'ha scritta Vincenzo Lucarelli Mostro. e aiuto, e Alessandro Turco. Bene, due amici. Però guarda che quel fatto è un gigante di cioccolata, è un'operazione di marketing. Sì, sì, è vero, ma infatti lo sai, la maggior parte del mio pubblico, anche le bambine che mi amano, addirittura mi chiedono, mi canti un gigante di cioccolato, ormai ecco, è diventata... No, che poi può eh, essere un nomignolo simpatico, no, per il compagno. Anche... certo, no, ma infatti appunto io la vado sempre a dedicare agli sposi di solito, Mm, sai, quei pezzi di sposi alti, con sì. un bel fisico, allora di solito da parte della sposa, poi la vado a dedicare allo sposo. Che poi un gigante di cioccolata non vuol dire un uomo in carne, cioè vuol dire No, un no, uomo... assolutamente, ecco, insomma. vabbè, vale a dire comunque sia quell'uomo, quell'idolo di uomo Eh. che comunque agli occhi della donna innamorata lo vede, sai, quel pezzo di uomo, un gigante di cioccolato, nel senso che buono da mangiare, buono da assaggiare, questo è. Senti, allora, dopo il grande successo a marzo al Pala Partenope, Sì, perché spieghiamo questa storia per chi non la sapesse, ma credo che il pubblico, insomma, amante e appassionato della musica napoletana sappia bene del tuo successo, però Nancy era partita in un modo che avrebbe dovuto fare il concerto presso la Casa della Musica. sì. Poi le presenze furono talmente tante che praticamente il concerto fu spostato al Pala Partenope e lì hai messo insieme, credo, più di 5.000 persone, giusto? Sì, sì, Ecco, abbiamo fatto un sold out. ed è la cosa bella, fammela dire Nancy, la dico io così, insomma, non pare brutta, è che tu sei la prima donna cantante napoletana che mette insieme in un palazzetto dello sport così tanta gente. Ed è un fatto bellissimo, secondo me. Sì, ma io guarda, ancora oggi se ne parla tantissimo e penso che se ne parlerà ancora negli anni, anche perché penso che sia stata ecco, una novità questa cosa, essendo una cantante neomelodica, voglio dire, ad affrontare un palcoscenico, cioè comunque del Palapartenope non è stato facile, è stato molto rischioso anche per la mia carriera, perché giustamente c'era chi diceva ma che deve fare, non farà gente, farà un buco, e invece poi è andata tutta alla grande, ma anche perché in effetti non solo come donna io ho superato i record, ma anche come maschietti, diciamolo questa Infatti, cosa perché, certo, perché sono stata ospite anni fa da alcuni amici e non c'erano tutte queste persone. Guarda, io allora ero emozionata, ma quando poi sono uscita per la prima volta al mio concerto e si sono accese le luci, non c'era un posto libero. Pensa che i miei colleghi eh? che ho invitato Sì, dovevano arrivare per le 8:20, 8:30, cioè scusa, le eh? 20:30. E sono arrivati più tardi e purtroppo sono rimasti all'impiedi. Infatti qualcuno si lamentava, dice, io sono rimasta all'impiedi e purtroppo fortunatamente non è stata colpa mia, ma c'erano tantissime persone che comunque hanno preso posto.
Allora, Guarda, è stato veramente bello, vi una devo bellissima emozione. raccontare due cose di Nancy, una che l'ho raccontata più volte, insomma, che mi hanno fatto stimare questa donna, questa artista. Allora, una ci siamo incontrati un po' di anni fa in televisione, lei venne da me e ad una mia domanda, ma qual è il successo di Nancy? Cioè qual è la forza di Nancy? Nancy portandosi la mano al petto mi disse Songhia e lì ho incominciato ad amare follemente questa donna. Poi l'amore è cresciuto sempre di più quando era il periodo di Natale, era poco prima di Natale e quindi Nancy si stava occupando chiaramente del concerto a Pala Partenope. Ad un certo punto sulla mia pagina, l'home page di Facebook, comincio a vedere tutti questi video selfie di Nancy e io non riuscivo a capire perché la vedevo con varia gente. A un certo punto capisco che Nancy era andata ovunque a consegnare lei personalmente i biglietti e ogni volta che arrivava in una casa, insomma, dove c'era gente che avrebbe voluto vedere, che insomma aveva voglia di andare al concerto e quindi di acquistare i biglietti, lei si faceva un video selfie. Nancy, quella è stata un'operazione di marketing. Posso dire una cattiva parola, Marigliano? Una cosa che si può dire? Con le Vai, vai. palle. Tu c'hai le palle. E questa Grazie. è la differenza di Nancy, secondo me, Ma rispetto a tanti altri. Non me ne voglia nessuno, ma ho apprezzato moltissimo questa operazione. E questa credo guarda, sia la io forza. Guarda, io rispetto il tuo pensiero sul fatto che dici hai le palle ed è una questione di marketing, però io l'ho fatto senza, non l'ho fatto per altri scopi, io l'ho fatto semplicemente per il gesto di portare il biglietto a casa, visto che qualcuno me l'aveva richiesto. E così pensammo io e mio marito, ma che dici? Sarà una bella cosa di portare i biglietti direttamente a casa, anche perché poi essendo che ho poco tempo per me stesso, per dedicarmi ai miei fan con foto, eccetera, perché comunque ho tante cose da fare, essendo anche mamma, eccetera. Sto che dici se andiamo casa per casa e magari ci prendiamo un caffè e conosciamo i nostri fan, Che cioè i miei fan di bellezza. persona. E così è stato. Noi pensammo di realizzare questa cosa per l'Epifania, no? Per fare un Eh? regalo ai bambini nel periodo dell'Epifania. Poi avevamo un successo enorme e quindi siccome le richieste erano tantissime, in una sola settimana non ce la facemmo a fare tutti quei biglietti e a consegnare tutte le chiamate che avevamo ricevuto. Quindi Mm? abbiamo comunque dovuto spostare tutta la situazione e un po' prolungare. E così fu. In effetti io li ho portati per tutti i 3 mesi successivi. E niente, in pratica dopo 15 giorni Sì. che io avevo già preso l'affitto per la casa della musica, dopo 15 giorni Pensasti che era il caso di ci trasferirsi, spos- di spostarsi al Palo ci Partenope. spostammo direttamente al Palapartenove principale. Senti, comunque ti devo dire una cosa, perché tu ti sei inventata una sorta di flash mob napoletano, insomma, e quindi brava, veramente, questa cosa l'ho apprezzata moltissimo. Allora, intanto, adesso ci salutiamo perché non c'ho più tempo, c'ho la pubblicità, i pezzi, tutta una serie di cose, però devo Certo, dire una cosa di Nancy, che Nancy sta per girare un film che riguarda una sua canzone, però non diciamo tutto perché io spero di fare delle cose con te, tu sai che sì, cosa. E sì, quindi, insomma, presto sapremo, anzi saprete, quindi parleremo di questo film. Che sì. dimmi però soltanto una cosa, che il film è ispirato a quale canzone? Ragazza madre. Ragazza madre, e con questo abbiamo detto tutto. Mo speriamo di incontrarci presto, così facciamo questa bella Va cosa in bene, televisione. va benissimo, va Senti, benissimo. A breve saprete tante belle cose. prima di salutarmi, mi vuoi, mi vuoi fare una serenata e mi canti un pezzettino in un gigante di cioccolata? Andrea, abbassa la base, grazie. Chissà amore esagerato non finisce mai, un gigante cioccolato che mi piace assai, non si ferma né parole quando non ci stai, pensiero e cuore. Ti voglio bene. Anch'io tesoro, un bacio a te e a tutti coloro che appunto ti stanno ascoltando. Ciao, grazie Nancy, ciao, ci vediamo Ciao presto. tesoro, un bacione, Ciao grazie, ciao, ciao ciao. ciao.